Eleonora Frattolin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Friuli, Venezia Giulia. Ecco, io vorrei trattare l'argomento che vi ha visto protagonisti, e cioè il fatto che avete pungolato, no, per questo benedetto reddito minimo garantito, no? Mi pare che qualcosa avete comunque, no? Ma noi Raggiunto. eravamo riusciti a impegnare la Presidente Serracchiani a istituire una forma di sperimentazione di sostegno al reddito entro il 2015. Abbiamo noi in quest'anno depositato anche una proposta di legge per quanto riguarda l'istituzione del reddito minimo garantito e sollevato comunque il dibattito di tutte le forze politiche e sociali in Regione. La Presidente Serracchiani, per dare così il contentino, ha stanziato in finanziaria 10 milioni di euro in un fondo globale che deve servire per istituire appunto una forma di sostegno al reddito. Purtroppo questi soldi temiamo fortemente che rimarranno lì fermi, in quanto dal programma semestrale di proposte, di disegni di legge che la Giunta intende portare avanti, non c'è traccia di un disegno di legge che riguardi appunto una forma di sostegno al reddito, e quindi non possiamo altro che rimarcare un'altra volta il fatto che la nostra Presidente abbia sposato appieno il modo di procedere a proclami che porta avanti il Premier Renzi a livello nazionale, proclami che poi dietro hanno ben poco di sostanza. Con ancora 20 secondi a disposizione, le prossime mosse del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia? Assolutamente continuare a portare avanti questa battaglia e incalzare la Giunta, quantomeno se non hanno intenzione di presentare loro una proposta di legge, a continuare l'iter del nostro disegno di legge che è fermo in commissione, che è assolutamente migliorabile, e abbiamo chiesto di lavorarci assieme, e quindi non vediamo quali siano gli ostacoli a procedere. Questa è una priorità, certo, a nostro modo di vedere, e dovrebbe essere la priorità anche della Giunta. Tra l'altro Grillo quest'oggi ha presentato il referendum, no? Certo. Per chiedere ai cittadini se vogliono o no uscire dall'euro. Dammi la domanda, cosa ne pensa? Anche qui l'antipolitica, ha detto Napolitano, è eversiva. Siete d'accordo? Questa è la domanda che poniamo ai telespettatori, la pongo anche a lei. Io trovo che l'affermazione del Presidente Napolitano sia al limite dell'eversismo. Difatti ha detto che deve stare attento Grillo, lo stesso Napolitano, a dire queste cose, perché lo può denunciare per vilipendio del partito del Movimento 5 Stelle. Grazie a consigliere generale Eleonora Frattolin.